Buonasera, a nome delle sezioni AMPI della Bassa Friulana saluto e ringrazio tutti voi che avete scelto di partecipare a questa iniziativa organizzata in collaborazione con l'AIVAS, l'Associazione dei Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna, e con l'associazione NESOS. Ringrazio il sindaco di San Giorgio che ha concesso il patrocinio, ma che non vedo qui stasera, e gli altri rappresentanti delle amministrazioni comunali qui presenti. Ringrazio soprattutto i familiari dei combattenti, alcuni dei quali hanno affrontato un lungo viaggio per poter essere qui con noi stasera. Vi presento Angela Sagado, chitarrista spagnola che vive a Torino e che curerà l'accompagnamento musicale della serata con un repertorio di canti della guerra di Spagna. E vi presento i relatori. Dino Spanghero, presidente dell'AMPI provinciale di Udine, nonché dell'AMPI regionale, e Marco Puppini, storico e vicepresidente nazionale dell'AIVAS. Se saremo fortunati interverrà in videocollegamento, perché non si impegni, l'hanno trattenuto in Spagna, Carles Vallejo, sindacalista che ha vissuto direttamente l'esperienza dell'oppressione franchista ed è stato incarcerato, se non erro, durante la dittatura. Seguirà un breve intervento di Augusto Cantaluppi dell'AIVAS di Milano. Ringrazio per la sua presenza la professoressa Franchi, una sua collega, dell'Istituto Belli di Portogruaro, che spero si riesca a fare. Ci presenteranno brevemente un lavoro prodotto dagli studenti del loro istituto all'interno del progetto Erasmus Plus e che ha per tema la guerra di Spagna e come figura simbolo Giordano Stroppolo, uno dei combattenti che dopo ricorderemo. Quello di stasera non vuole essere e non sarà una conferenza sulla guerra di Spagna, quanto piuttosto una ricostruzione a grandi linee di quell'importantissimo evento del Novecento attraverso le storie di alcuni combattenti antifascisti originari della Bassa Friulana. In particolare si sottolineerà il contributo dato dai combattenti delle brigate internazionali, e da qui la scelta come titolo della serata, veniste a noi come i nostri fratelli, di alcune parole tratte dal discorso che Dolores Ibarruri pronunciò per lo scioglimento di tali brigate. Attraverso la riscoperta delle storie private delle persone coinvolte si cercherà di far emergere un quadro sociale e politico più ampio che costituisce l'orizzonte all'interno del quale si pone e assume significato anche la successiva lotta di liberazione. L'idea di questa iniziativa è nata poco meno di un anno fa, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Porpetto a Quirino Bergagnini, sindaco di quel comune nei primi anni '20, costretto a dimettersi poi a emigrare in Francia dalla persecuzione dei fascisti. Ripercorrendo le vicende della sua famiglia è emersa la figura del figlio Eugenio, giovane militante comunista che subì la violenza delle squadracce fasciste e fu costretto appunto anche lui ad emigrare con la famiglia. Nel 1936 Eugenio lasciò la Francia per andare a combattere in Spagna e in seguito partecipò anche alla resistenza francese. Ecco, il percorso di Bergagnini è emblematico perché richiama le storie di molti di questi combattenti, storie che sono ovviamente diverse, esperienze individuali che non si possono sovrapporre e che però evidenziano dei punti comuni. L'emigrazione forzata sia per trovare lavoro ma anche spesso per sfuggire alle persecuzioni fasciste, la scelta di recarsi in Spagna a combattere in difesa della Repubblica e per l'affermazione degli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia sociale, calpestati dai fascisti in quella terra così come avveniva nella terra d'origine. Questa scelta rappresentò in un certo senso un'anticipazione di quella che fecero qualche anno più tardi migliaia di altri giovani nel nostro paese durante la Resistenza. Ma quella lotta per la libertà, condotta dal popolo spagnolo e dai volontari provenienti un po' da tutta Europa, contribuì notevolmente, come credo spiegherà poi Marco Puppini, all'indebolimento del regime fascista italiano, la cui potenza bellica fu minata in parte dall'oneroso impegno profuso in Spagna, sia in termini di uomini ma soprattutto in termini materiali.
Dopo la sconfitta delle forze democratiche in Spagna, molti volontari antifascisti parteciparono alla resistenza in Francia e in Italia. Vi è dunque una continuità di impegno nella lotta antifascista che emerge dalle biografie di tutti questi combattenti. Una continuità, una determinazione che suscita rispetto e ammirazione. E questo dunque è lo spirito dell'iniziativa: ricordare e rendere omaggio a queste figure straordinarie e trarre dall'ascolto delle loro storie la determinazione che serve per continuare la loro lotta. Fatto necessario in questi tristi tempi, in cui i reduci della 10ª Mas vengono ricevuti dai rappresentanti delle istituzioni democratiche, in cui i liberatori di allora, almeno alcuni, siamo a ridosso della giornata del ricordo a questo riferimento, passano per aguzzini, e in cui si tenta continuamente di porre sullo stesso piano gli oppressori fascisti e i combattenti per la libertà. Buona serata dunque. Do la parola per i saluti a Dario Castellaneta dell'associazione Nesos e poi Angeles suonerà due canzoni prima di far intervenire i relatori. Grazie Milena, grazie a voi di essere venuti così tanti, e numerosi e curiosi. E soltanto una parola, appunto, io sono Castellaneta Dario, presidente di Nesos, ma prima di me c'è stato Fabiano Zaina, a cui dobbiamo fare un grande applauso, perché è da lui che è partita tutta questa cosa, è stato lui che ha cercato, non sappiamo bene come, attraverso le pagine bianche, le pagine gialle, le pagine rosse, verrebbe modo di dire, e ha trovato la famiglia che è qui presente. Quindi io voglio anche salutare, je voudrais saluer et remercier beaucoup Monsieur Robert, Madame Pierrette, Madame Lucie e Mademoiselle Nicole, non so cosa dire. E quindi grazie davvero, è una serata internazionale, si può dire. Grazie, prego la parola ai relatori. Sola está la casa, sola estás, mujer, sola estás pensando cuándo de volver, cuándo de volver, cuándo de volver. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 qué guapina es. Que se nos llevaron al amanecer entre dos fusiles sin decir por qué, sin decir por qué, sin saber por qué. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 qué guapina es. ¿Será que luchaba por poder vivir? ¿Será que tendría algo que decir? Algo que decir, algo que decir. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 qué guapina es. Triste está la barca, triste está la red, triste está la
una ragazza di 16-17 anni che è tutto un simbolo della rivoluzione delle Asturie, che la guerra civile spagnola si capisce anche e non si può capire senza la rivoluzione delle Asturie del 34. Sempre dedicata alle Asturie, è un'altra canzone simbolo, molto amata attualmente dai tifosi addirittura del calcio, però si sente bene? Sì. E tratta di una ragazza che alle 3 del mattino parte per andare a trovare gli anarchici al carcere di Oviedo. Ci sono molte versioni, ma dime dónde vas, morena, dime dónde vas a dar, dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana, dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana, voy a la cárcel de Oviedo a ver a los anarquistas que los tienen prisioneros esos canallas fascistas, que los tienen prisioneros esos canallas fascistas. Dime por qué vas llorando cuando recién te levantas. Dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes, que los tienen prisioneros en jaulas de hierro ardiente. Dime que llevas, morena, en esa jarra cerrada. Dime que llevas, morena, a las 3 de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria, pa' tirarla a los fascistas para que tengan memoria, para tirar las fascistas para que tengan memoria. Viva Asturias la roja, viva la niña bonita, viva la que tiene amores con un joven comunista, muera la que tiene amores con un cerdo falangista, muera la que tiene amores con un cerdo falangista. Do la parola adesso a Dino Spagno. Grazie. Buonasera a tutti voi presenti, agli ospiti grandissimi che siedono qui in prima fila e soprattutto ai parenti di coloro che noi con questa serata onoriamo. La mia non è una relazione, più che una relazione è un intervento di testimonianza, di condivisione, di approvazione e di sostegno assoluto a quello che è lo spirito di questa serata. Serata appunto che è dedicata
in ricordo di quanti, figli di questa terra, di queste zone, scelsero con coraggio di stare con la Repubblica, con il progresso, con una visione del mondo indubbiamente utopica, ma senz'altro appagante sul piano personale e politico. La guerra di Spagna, a molte generazioni di italiani nascosta e mai ufficializzata nei testi scolastici, è uno dei periodi più neri della nostra storia nazionale. E passò dal trionfalismo fascista, che lo portò come un fiore all'occhiello in quanto di vittoria si trattava, secondo il regime, al completo oblio del primo dopoguerra, del nostro dopoguerra, logicamente. Complice anche la guerra fredda e una situazione politica europea che indubbiamente non faceva riemergere quello che è stato, quelle che sono state le motivazioni della guerra di Spagna. Eppure la guerra di Spagna ha rappresentato il primo round, il primo assaggio, la prima prova di guerra mondiale, con l'intervento tra l'altro diretto dei regimi di Hitler e Mussolini, ed ha segnato anche qualche record purtroppo negativo, particolare. Forse non tutti sanno che il primo bombardamento a tappeto di una città, che diventò poi prassi normale della seconda guerra mondiale, fu quello effettuato dall'aviazione italiana su Barcellona. Chi ha l'avventura di visitare quella splendida città, famosa giustamente per bellezze architettoniche e paesaggistiche, non tralasci di visitare i rifugi antiaerei che i cittadini catalani hanno trasformato e adattato a museo contemporaneo, monito quindi per tutti sulle sofferenze partite dai barcellonesi nel corso della guerra civile. Ma gli storici, e soprattutto Marco Pini, qui a fianco a me, parlerà ampiamente della questione. A me preme invece mettere in evidenza l'impegno dell'ANTI, in questo caso senz'altro della sezione di San Giorgio di Nogara e della Bassa Friulana, impegno che vuole conoscere e far conoscere le vicende del secolo appena superato, in quanto tali vicende sono indubbiamente le matrici indiscutibili della situazione politica e sociale in cui versa ora l'Italia, l'Europa e possiamo dire il mondo intero. Il tempo indubbiamente sbiadisce i ricordi e permette ad abili manipolatori di cogliere nella storia solo gli episodi funzionali alla propria militanza attuale. Ma ciò non deve succedere. Noi abbiamo l'obbligo morale, sancito dal nostro statuto, di difendere, come dice l'onore dei partigiani, la storia della Resistenza, senza lacune, senza paure, senza mistificazioni, ma non solo. Siamo convinti che per capire bisogna conoscere, per conoscere bisogna fondarsi sui documenti storici, non sulle lucubrazioni di sedicenti storici. E di questi giorni la polemica, cavalcata tra l'altro con grande enfasi e pubblicità dalla stampa locale, sulle foibe, che hanno portato illustri membri delle nostre istituzioni a tacciarci di negazionismo ed a minacciare, anzi a auspicare, il taglio di tutti gli aiuti economici pubblici alle nostre associazioni, d'ampi in prima fila. Far abbrividire il richiamo del sindaco di Trieste a sloveni e croati a chiedere scusa all'Italia per le foibe d'esodo, senza un minimo cenno a quello che è stato il fascismo, assolutamente, ma proprio niente, né al fascismo, né alla deslavizzazione di Slovenia e Croazia, al divieto di parola in pubblico, al licenziamento degli uffici pubblici, al cambio dei cognomi, dei paesi, delle città, al proditorio attacco del 1941 e quindi l'invasione lupiana, provincia del Regno d'Italia, all'incendio dei vari paesi, ai campi di concentramento. No, l'importante era che sloveni e croati chiedano scusa per le foibe. Fa ancora più specie il delirante auspicio del Presidente del Parlamento europeo, Carlo, che finisce il suo discorso "Viva l'Istria e la Dalmazia italiani". Qualcuno bisognerebbe che gli facesse qualche lezione di storia, oltre che di buona educazione, incidente diplomatico a parte. E ancora più spesso il ministro degli interni, poi, che nella sua onniscienza universale paragona i caduti delle foibe con gli Auschwitz. In questo crescendo di incredibili fandonie storiche è incappato purtroppo anche il nostro Presidente della Repubblica, che ha parlato di pulizia etnica, anche se a dire la verità, oggi, leggendo la stampa, ho visto che il Presidente della Repubblica ha scritto ai Presidenti di Slovenia e Croazia cercando di comporre l'incidente che indubbiamente hanno combinato.
A coloro quindi che ancora si ostinano a parlare di infoibati semplicemente perché italiani, vorrei ricordare che l'esercito di liberazione jugoslavo, così si chiamava, del maresciallo Tito, e poi altra questione, quella di togliere l'onorificenza, anche questo tirato fuori da illustri componenti del Parlamento italiano per togliere l'onorificenza al maresciallo Tito. Quindi che l'esercito di liberazione jugoslavo, alla guida del maresciallo Tito, nella sua vittoriosa ascesa dal sud della Jugoslavia a Trieste, ha catturato, ucciso e infoibato croati perché Ustascia, serbi perché cetnici, sloveni perché domobranci, tedeschi perché nazisti e italiani perché fascisti. Questo ha fatto l'esercito di liberazione jugoslavo, altro che polizia etnica. La storia, ribadiamo, va ricostruita sui documenti, ed a proposito di documento vorrei ricordare a tutti, permettimi, ricordare che l'Istituto regionale per la storia del movimento della resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un vademecum per il giorno del ricordo. Lo trovate anche chi ha capacità di smanettare sul computer, lo trovate sul sito dell'istituto, in cui c'è il discorso di tutti storico, documentato, con cifre, dati e numeri. È una fonte di fonti. E come dicevo prima, la storia si fa sulle fonti, sui documenti, sui dati certi. E gli attestati che questa sera verranno rilasciati ai parenti di coloro che hanno avuto l'avventura di essere in Spagna dal 36 al 39, gli attestati sottintendono nomi, persone, nomi e cognomi, storie individuali certe dalla nascita alla morte, con quel meraviglioso, straordinario periodo della loro giovinezza coinciso con la guerra di Spagna. Questa è storia, questa è memoria certa, e questo noi intendiamo fare. Buonasera. Adesso proveremo il collegamento con Adesso viene la prova del 9 con la tecnologia. Angeles allerterà Carles col mio cellulare e vediamo se riusciamo a contattarlo via Skype. Carles doveva venire qua, ma ha avuto un impegno a domani e quindi era impossibile che fosse qua stasera. Chi è Carles Vallejo? Lui da giovane era giovane, era ragazzo quando era Franco, quindi durante il regime franchista lavorava alla SEAT, che è una creatura della Fiat che poi è stata trasferita in Spagna, quindi produceva automobili, e nell'ambito della SEAT ha cominciato a svolgere dell'attività sindacale ovviamente clandestina, con le commissioni obreras. È stato scoperto per questa sua attività, io spero veramente che vi possa spiegare lui a voce tutte queste cose. È finito in carcere, ha subito degli interrogatori piuttosto pesanti, poi alla fine è stato liberato. Per evitare di essere nuovamente incarcerato ha dovuto andarsene, è uscito dalla Spagna clandestinamente, è andato a finire in varie nazioni, tra cui anche l'Italia, per cui lui parla bene italiano. Perché? Perché da ragazzo ha frequentato delle scuole in cui insegnavano anche l'italiano e lui era innamorato della lingua, per cui l'ha imparato. E poi perché l'ha imparato durante il periodo dell'esilio, qui in Italia, dove appunto ha ricevuto la solidarietà di tanti compagni, soprattutto a Milano. Lui conosceva molto bene Alessandro Baia, che era stato l'ultimo comandante della Garibaldi italiano sul fronte dell'Ebro. Adesso vediamo se riusciamo, io spero che lui ci chiami, perché noi da qua non riusciamo a chiamarlo, quindi questa è la prova del 9 della tecnologia, se no altrimenti pazienza. Ecco, lui in ogni caso, se non riesce a parlare con noi, sa che, insomma, ci dice che qua con noi, insomma, ecco, lui vorrebbe essere qua con noi, seduto con noi. Lui ha sempre, ammirato la storia dei quelli che hanno combattuto in Spagna nelle brigate internazionali, che in qualche modo hanno combattuto la stessa lotta poi che ha combattuto lui, con il suo sacrificio.
lui mi chiama fra un minuto, io vedo che qua c'è connessione in corso, però Carles non è online, quindi pazienza, adesso aspettiamo ancora un attimo, allora la chiamata sua. Sì. Io intanto volevo ringraziare l'Ampli Provinciale con Dino Spangio, soprattutto Milena Panizzolo e Fabiano Zaina, senza il cui aiuto diciamo, questa serata non avrebbe potuto esserci. I familiari li conosceremo dopo, no? Li chiameremo a ritirare l'attestato. So che tra di noi ci sono anche due figli di due combattenti garibaldini che non provenivano dalla Bassa Friulana, provenivano da altre zone del Friuli, Felice e della Ricca. Sento dei rumori che sono qua, hanno voluto essere qui con noi. Felice aveva sia il papà che lo zio e quindi saluto anche loro. Fammi capire, qua risponde alla chiamata. Sì. Ah, mi senti? Ciao Carles. Sì, ti sento. Sì, anche Ciao, io ti sento. Ciao, sì. Finalmente. Insieme a me e da te per riuscire ad avere questo collegamento. Io stavo spiegando la tua storia, no? Tu hai vissuto da ragazzo, da giovane durante il regime franchista, quindi tu la repressione del franchismo, la tirannia franchista l'hai conosciuta. Chissà se puoi raccontarci un due cose della tua esperienza, insomma, di questo regime politico. Bene, io ero un giovane di 18 anni, mi sono impegnato nella lotta sindacale in una grande impresa che era la SEAT, filiale della Fiat, semplicemente per fare le attività che oggi sono assolutamente normali e legali, di rivendicare il salario, rivendicare il diritto di essere sindacalizzati. Sono stato imprigionato, torturato e condannato dal Tribunale dell'Ordine Pubblico. Per cui il franchismo è durato fino agli anni 76, fine del 78-76, e io per questo motivo fui condannato nel 71. Perché era morto Franco nel 75, ma il regime continuava, cioè quelli che erano i caposaldi, insomma, non sono caduti proprio tutti. Però, sì. Dimmi. Infatti, io dopo essere imprigionato e appena uscito in libertà provvisoria, sono partito in esilio nel 72, sono anche finito qua in Italia, per cui io ebbi l'asilo politico in Italia. Per questo motivo ho conosciuto i compagni dell'AIFAS di allora e tanti ancora vivi brigadisti internazionali italiani. Infatti io non ho potuto tornare in Spagna fino qualche mese dopo Franco con l'amnistia per la quale abbiamo lottato, un primo amnistia del 76, per cui nel 76 sono rientrato in Spagna. Puoi dirci anche qualcosa della tua attività dopo, perché tu dopo hai continuato a lavorare sia in campo sindacale e adesso anche nel campo della memoria storica. Infatti dopo la mia attività lavorativa, quando sono andato in pensione, mi sono impegnato nelle associazioni di memoria con la quale già avevo una collaborazione prima, ma poi dopo mi sono impegnato molto di più. Dopo la morte dell'anteriore presidente dell'associazione dei prigionieri politici del franchismo, adesso sono diventato da qualche anno presidente di questa associazione e anche membro dell'associazione dell'Amicale delle Brigate Internazionali di Catalogna e anche presidente del Consiglio di partecipazione del Memoriale Democratico del Governo della Generalità di Catalogna, per cui per diversi motivi sono molto impegnato nell'attività di memoria. Infatti adesso sono appena uscito di una mostra che abbiamo presentato a Gerona, io sono a Gerona, sui guerriglieri, sui maquis che sono rientrati in Spagna dopo
la liberazione della Francia nel 1944 e che sono stati molti di loro fucilati nel fascismo. Allora, tu sai che siamo qua proprio per fare un atto di memoria storica. Abbiamo radunato i familiari delle persone che sono partite a combattere in Spagna dal 1936 al 1938 per combattere per la Repubblica contro il fascismo spagnolo, contro il fascismo italiano, diciamo contro il fascismo internazionale. Persone che erano partite dalla regione da cui ti stiamo parlando, dalla Bassa Friulana. Ecco, i familiari sono qua e sono venuti a ritirare un attestato che noi vogliamo dare a loro. Ecco, vorrei sapere da te come sono viste, soprattutto da voi che curate la memoria storica, ecco, come sono visti queste persone, queste combattenti nelle milizie e nelle brigate internazionali che sono partite dall'Italia e dal loro paese e sono venute da voi per combattere per questi ideali. E per noi è veramente un esempio e una memoria viva, perché abbiamo ricevuto non soltanto la loro memoria attraverso la storia, ma anche tramite i testimoni dei nostri genitori. Mio papà, che è anche un combattente dell'esercito popolare, dice molto dei brigatisti internazionali di Madrid. Mio papà il reggimento e ricordava molto e diceva molto come per gli spagnoli di allora fu un esempio questi internazionalisti venuti da tutte le parti del mondo a difendere la Repubblica Spagnola. E per questo è stato anche un motivo di elevare la morale di combattimento degli spagnoli, è un esempio che rimane vivo. Infatti noi i mesi scorsi abbiamo fatto una grande iniziativa in memoria della ritirata delle brigate internazionali a Barcellona e in Spagna, soprattutto a Barcellona, che fu l'ultimo momento in cui c'è la sfilata dei giornalisti internazionali dopo la loro ritirata per gli accordi internazionali del governo della Repubblica, malgrado che molti di loro non potevano ritornare in patria. Gli italiani, i tedeschi erano nei regimi fascisti e nazisti e molti di loro, malgrado che era deciso che la loro ritirata, sono rimasti nell'unità di combattimento dell'esercito popolare. E molti di loro hanno lasciato vita in Spagna e per noi è un motivo di grande memoria, per esempio Guido Piccelli di Parma, che cadde a Guadalajara e che fu seppellito a Barcellona, e nel loro ricordo, perché dei pochi brigadisti che ebbero il loro funerale a Barcellona è l'unico italiano, per noi è un motivo di grande importanza mantenere la memoria. Per cui un grande saluto ai familiari dei brigadisti della Bassa Friulana, perché la loro memoria per noi in Spagna è molto, molto tenuta presente e un esempio per tutti i democratici. Carles, grazie, anche noi ti ringraziamo per la lotta che hai sostenuto tu, insomma, in tutta la tua vita. E penso che in questo modo si sia anche creato un ponte, non so, fra la Spagna e l'Italia e la Bassa Friulana, attraverso proprio la comune lotta per dei comuni ideali di giustizia e di libertà. Carles, noi ti salutiamo e ti facciamo i migliori auguri. Ciao. Buonasera, io farò un discorso abbastanza sintetico, anch'io non voglio fare un convegno, una relazione, solo per dare il contesto, insomma, per capire poi, quando andremo a ricordare i combattenti, a premiare i loro familiari, cosa è successo, cos'era quell'epoca, cosa sono andati a fare in Spagna, un'epoca che era tremenda, un'epoca di guerra, insomma, che preparava la guerra mondiale, un'epoca di dittature.
La guerra di Spagna inizia in un momento in cui pare che dopo la crisi creata dalla Prima Guerra Mondiale, la crisi economica internazionale che aveva preso il via negli Stati Uniti, si rafforzavano ovunque regimi della destra totalitaria. In Italia si era affermato il fascismo nel 1922, poi nel 25-26 con le leggi speciali, nel 1933, quindi 3 anni prima che scoppiasse la guerra di Spagna, si era affermato in Germania il nazismo. Regimi autoritari, militari esistevano anche in Polonia, in Ungheria, in Portogallo, in Grecia. Anche la monarchia jugoslava aveva dato una svolta autoritaria al suo regime. Addirittura in paesi di lunghe tradizioni democratiche come la Francia o l'Inghilterra, le leghe fasciste avevano acquisito un potere sempre maggiore. In Francia nel 1934, Angels prima ricordava la rivoluzione dell'ottobre 1934 in Spagna, ma nel febbraio del 1934 in Francia le leghe fasciste avevano tentato l'assalto al Parlamento francese e il 6 di febbraio, il 12 di febbraio c'era stata la prima grande manifestazione antifascista unitaria che aveva attraversato le strade di Parigi. La guerra di Spagna inizia quindi in un momento delicatissimo dal punto di vista internazionale, 3 anni dopo la presa del potere del nazismo e 3 anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ha inizio con un colpo di Stato militare contro un governo regolarmente eletto, contro un governo democraticamente eletto. La Repubblica Spagnola aveva dato il via, dal 1931, la Spagna è sempre stata una monarchia, ha avuto 2 brevi periodi in cui era una repubblica. Nel 1931 era la seconda Repubblica Spagnola, i governi che erano saliti al potere avevano tentato una opera di grande riforma sociale, avviando una riforma agraria per esempio, la nazionalizzazione dei latifondi, una riforma delle autonomie locali, il riconoscimento dell'autonomia della Catalogna, una riforma dell'esercito, diminuire il potere degli ufficiali all'interno dell'esercito, una riforma di laicità, cioè diminuire il potere della Chiesa che in Spagna aveva praticamente il controllo della politica e soprattutto dell'istruzione e di ampi settori della vita sociale. Infine una rivoluzione che andava nell'indicazione della parità di genere. Nel 1933 le donne voteranno in Spagna per la prima volta, in Italia dovremo aspettare dopo la Seconda Guerra Mondiale. E delle donne acquisiranno anche diversi diritti in campo della proprietà patrimoniale, potranno divorziare mentre prima non lo potevano fare e così via. Il colpo di Stato militare cerca di bloccare questa politica di riforme, ma riesce a metà, cioè i soldati, i golpisti conquistano alcune regioni della Spagna, però le regioni principali, le città principali, Madrid, Barcellona, Valencia, rimangono in potere della Repubblica e così anche alcune delle zone più industrializzate, le Asturie, la Catalogna. Quindi il colpo di Stato riesce male. A questo punto i militari, all'interno del gruppo dei militari emerge il generale Franco, che non era stato il principale organizzatore del colpo di Stato, chiedono aiuto all'estero, chiedono aiuto a Mussolini e a Hitler. 10 giorni dopo lo scoppio di questo tentativo di sollevazione militare, Mussolini ha già inviato i primi aerei in Spagna per aiutare i militari che si erano ribellati e Mussolini fa lo stesso, quindi la guerra di Spagna diventa subito un affare interno della Spagna, un colpo di Stato militare cui le forze che si opponevano avevano posto una resistenza efficace, diventa subito un affare internazionale, cioè una guerra in cui tutte le potenze dell'epoca, le potenze europee ed extraeuropee dell'epoca combattevano sul territorio spagnolo, però era una guerra ormai che era diventata una questione internazionale, una guerra si direbbe oggi globalizzata. La Germania e l'Italia quindi intervengono subito in favore di Franco. Come interverrà l'Italia? L'Italia manderà subito degli aerei che avranno un ruolo fondamentale nel favorire l'avanzata poi delle truppe, possiamo chiamarle a questo punto franchiste.
Invierà poi un corpo di spedizione che conterà circa 76.000 uomini, non tutti presenti nello stesso momento, ma fra vari avvicendamenti 76.000 uomini. Dell'artiglieria invierà quindi armi, munizioni e uomini. Mentre Francia e Inghilterra, cioè le potenze democratiche che avrebbero avuto interesse a bloccare l'espansionismo di Italia e Germania, invece avviano la cosiddetta politica di non intervento, che doveva essere garantita dall'omonimo comitato di non intervento, che raccoglieva tutte le nazioni che avevano aderito a questa politica, che voleva impedire la vendita di armi ad entrambe le parti in conflitto, che però si risolve in una misura che va contro la Repubblica, perché i franchisti ricevevano già armi direttamente dall'Italia e dalla Germania, mentre la Repubblica non riuscirà mai a procurarsi in modo regolare delle armi. Se le procurerà solamente grazie, dal settembre del 1936, all'aiuto dell'Unione Sovietica, che deciderà di intervenire a fianco della Repubblica Spagnola. Ci sarà anche il Messico che interverrà in favore della Repubblica, ma ovviamente per problemi di distanza e altro tipo di problemi, l'aiuto che darà sarà minimo. La guerra inizia subito con delle grandi stragi, con fucilazioni e con sparizioni attuate soprattutto dalla parte franchista. In anni recenti il giudice Baltasar Garzón aveva raccolto le segnalazioni di 113.000 persone, familiari di altrettante persone sparite o fucilate dai militari sollevati tra il 1936 e il 1945, probabilmente finiti sepolti in fosse comuni. Poi la sua attività è stata bloccata, insomma, da chi evidentemente non voleva che questa storia emergesse. La guerra è anche, come diceva Spanghero prima, un modo per sperimentare nuove forme di combattimento in vista della Seconda Guerra Mondiale. I bombardamenti sistematici sulla popolazione civile, ad esempio, ad opera soprattutto dell'aviazione fascista e nazista. Barcellona dalla fine del 1937 per tutto il 1938 verrà bombardata sistematicamente dall'aviazione italiana fascista, che provocherà migliaia di vittime. Guernica diventa a livello mondiale il simbolo di questa pratica di guerra, che però viene ripetuta infinite volte in Spagna e poi diverrà pratica di guerra comune, purtroppo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ancora adesso, se apriamo la televisione, insomma, vediamo delle scene simili a quelle che si assistevano nella Madrid o nella Barcellona, bombardata dall'aviazione fascista e nazista. C'è anche il sospetto che siano state usate altre forme di armi più sperimentali, armi non convenzionali, per esempio, e questo è un sospetto, bombe batteriologiche diciamo, che volevano irrorare la Catalogna, eccetera, con il tetano, oppure con assassini mirati, come l'assassinio, questo sì, dei fratelli Rosselli ad opera di una lega, di un gruppo di estrema destra francese, però in collegamento con i servizi segreti fascisti. Quindi la guerra di Spagna diventa anche un modo per sperimentare tutte le forme di guerra più o meno sporca e totale, che poi diverranno una pratica comune negli anni seguenti. Dal lato repubblicano, invece, il fallimento del colpo di Stato favorisce in molte regioni lo scoppio di quella rivoluzione che paradossalmente il colpo di Stato voleva proprio impedire. Vengono create così delle collettività agrarie, in alcune città gli stabilimenti industriali vengono socializzati e gestiti dai collettivi operai. Questo determina, lo sappiamo bene, un conflitto all'interno del campo repubblicano che sfocerà nello scontro interno fra le varie ali del movimento antifascista, quella rivoluzionaria e quella, diciamo, democratica, con gli scontri nel maggio del 1937. Adesso è giusto che gli storici indaghino senza remore su tutti questi avvenimenti. Io ricordo comunque che l'AIPAS, l'associazione che qui rappresento, vuole rappresentare tutti i combattenti antifascisti di Spagna, sia i miliziani che quelli delle brigate internazionali, in nome del comune sentire antifascista e della comune azione antifascista. L'Unione
l'Unione Sovietica fornisce alla Spagna armi e munizioni anch'essa, con molte difficoltà, perché le navi venivano intercettate, venivano affondate, tutta un'epopea, insomma, di cui si potrebbe raccontare molti particolari. All'interno di questo aiuto vengono anche create le brigate internazionali. Sono unità militari che raccoglievano uomini, una cinquantina, di oltre una cinquantina di nazioni e di tutte le convinzioni politiche. Volontari internazionali e internazionalisti che si battevano per dei valori di giustizia, dei valori di libertà, che si battevano contro il fascismo. Le brigate internazionali furono il tentativo di creare un esercito popolare differente dagli eserciti tradizionali, che cominciasse a realizzare una società nuova proprio durante la guerra e all'interno della guerra. Sappiamo che al comandante veniva affiancato il commissario politico, che aveva il compito sia di spiegare le ragioni per cui i soldati combattevano, quindi la disciplina non doveva essere calata dall'alto come negli eserciti tradizionali, ma doveva essere ottenuta con una convinzione, e dovevano anche preoccuparsi delle condizioni materiali dei soldati, quindi di come erano vestiti, equipaggiati, nutriti. Non erano carne da cannone, ma erano combattenti, diciamo, per un mondo futuro. Al loro interno doveva esistere un clima di fratellanza internazionale, dovevano essere superati per esempio i pregiudizi razziali. Per la prima volta ci sono comandanti neri di colore che comandano su soldati bianchi, per esempio nella 15ª brigata, quella che raccoglieva gli americani. Oppure diciamo anche venivano, per esempio, i conflitti tra inglesi e irlandesi dovevano essere risolti nel clima della fratellanza, questo per dare alcuni esempi. Non potevano far parte le donne perché i decreti di militarizzazione dell'ottobre del 1936 escludevano che le donne facessero parte dell'esercito, mentre avevano fatto parte prima, armi alla mano, delle varie milizie. Le donne però avranno un ruolo importante come infermiere, per esempio, era un lavoro massacrante, stressante, condotto spesso nella prima linea del fronte, come propagandisti alla radio, insomma in tutta una serie di altre attività. Dopo quasi 3 anni la guerra si conclude, come sappiamo, con la vittoria dei militari golpisti e quindi con la vittoria del fascismo e del nazismo. Si avvia nel febbraio del 1939 un esodo di massa dalla Spagna che interessa sia circa 500.000 persone, donne, bambini, feriti, militari, civili, che passano attraverso alcuni valichi tra Francia e Spagna, alcuni valichi situati lungo la catena pirenaica. Finiscono in buona parte rinchiusi o in centri di raccolta o in centri di detenzione, in campi di concentramento, a volte vere scatole di sabbia chiuse dal filo spinato, sprovvisti di tutto, dove gli internati devono cominciare a costruirsi, per esempio le latrine, le baracche e tutto quanto. Dopodiché, diciamo con lo scoppio della seconda guerra mondiale, queste persone costituiranno uno straordinario nucleo di quadri già sperimentati dal combattimento, fedeli alla causa antifascista, che avevano subito sulla loro pelle, ma avevano anche imparato tante cose, che darà alimento alla resistenza europea, quindi alla resistenza italiana, quelli che in base all'accordo di pace tra Francia e Italia verranno trasportati in Italia, finiranno alle isole del confino, finiranno in carcere, poi andranno a combattere con la resistenza italiana. Quelli che rimarranno in Francia combatteranno con la resistenza francese. Quindi la sconfitta subita nel 1939 sarà in realtà una premessa per la vittoria successiva, perché verranno formati i quadri che poi costituiranno l'elite delle formazioni combattenti della resistenza successivamente. E anche perché diciamo che Mussolini spenderà molti soldi e impiegherà moltissimo materiale che finirà distrutto nella guerra o che non verrà restituito, e quindi questa situazione, cioè la guerra di Spagna, determinerà una debolezza dell'esercito italiano al momento dell'inizio della seconda guerra mondiale, una debolezza che peserà anche sull'efficienza dell'esercito italiano. Quindi in qualche modo la resistenza della Repubblica Spagnola non sarà inutile, questa sconfitta sarà una premessa per la vittoria successiva.
Venendo molto rapidamente ai combattenti friulani, cosa si può dire? Che dalla nostra regione, quindi considerando la provincia di Udine come era allora, che comprendeva Udine e Pordenone, e dalla Venezia Giulia, è forse venuto a livello percentuale in rapporto ai residenti il numero maggiore di combattenti di Spagna, facendo la proporzione sui residenti della regione. L'età media, come anche quella dei combattenti italiani, dall'Italia vennero circa 4.500 combattenti, 2.500 nelle brigate internazionali, maggior parte nella brigata Garibaldi, gli altri nelle varie milizie, la colonna italiana per esempio, quella comandata da Rosselli, Angeloni e Berneri, insomma nelle varie milizie in altre formazioni. Dalle province, dall'allora provincia di Udine sono venuti noi abbiamo fatto un calcolo di 155 combattenti, comprendeva la provincia di Udine e Pordenone. Diciamo di alcuni sappiamo quasi tutto, di alcuni non sappiamo quasi niente, può darsi che ricerche ulteriori evidenzino che ce n'è ancora qualcuno, ecco, lo stato dell'arte è questo. Avevano poco più di 30 anni, cioè erano persone che avevano vissuto, quando erano ragazzi, avevano vissuto il fascismo, avevano conosciuto il fascismo, o avevano subito sulla loro pelle la repressione, o l'avevano vista, insomma i loro familiari l'avevano subita, l'avevano comunque conosciuta. Erano in massima parte lavoratori, c'è questa leggenda che circola che le brigate internazionali erano il reparto militare più intellettuale del mondo. In realtà, se guardiamo il contingente italiano e anche friulano, erano tutti lavoratori, muratori, minatori, braccianti, operai, marittimi e anche contadini, tanti che venivano dalla campagna. E la maggior parte va in Spagna dalla Francia o dal Lussemburgo o da altre nazioni dove erano immigrati, cioè erano già immigrati, erano già esuli politici quando si recano in Spagna a combattere. I caduti sono circa il 25%, dal 20 al 25%, che è un numero enorme per un esercito. Di solito un esercito combattente ha un numero di caduti molto inferiore, vuol dire che il sacrificio di impegno è stato massimo, che la battaglia è stata molto dura e che loro hanno accettato di combatterla. C'erano anche al loro interno c'era anche qualche donna, vabbè, la più nota è Tina Modotti. Io vorrei ricordare qui, solo perché è un personaggio assolutamente sconosciuto fino a qualche anno fa, Noemi Missio di Tarcento, che ha lavorato nell'industria di guerra a Barcellona, quindi in una città che veniva giornalmente bombardata dall'aviazione italiana. Per concludere con i combattenti che sono venuti dalla bassa friulana, è importante, le loro biografie le potete vedere su questo libretto che l'ha preparato e che potete ritirare, insomma, anzi vi invito a ritirarlo gratuitamente, perché sopra ci sono le biografie, insomma, sintetiche dei combattenti. Di alcuni, ripeto, sappiamo molto, di alcuni non sappiamo niente, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, anzi se qualcuno ha qualche notizia in più, qualche immagine, qualche documento, saremo veramente felici di riceverlo. Dalla bassa friulana questi combattenti sono venuti perché la bassa friulana ha conosciuto, dopo la fine della prima guerra mondiale, un forte sviluppo delle lotte contadine. Era il momento in cui il mondo contadino si stava risollevando, voleva imporre i propri diritti ai coloni, ai braccianti che avevano sempre la testa bassa, che erano sempre in debito, che non riuscivano mai a pagare i loro debiti, che erano sempre ricattati in mano dal padrone. Era la prima volta che venivano costituiti dei sindacati, in questo caso erano socialisti o erano cattolici, che veniva avviata una forte lotta per rivendicare i propri diritti. A questa lotta si risponde con un clima di violenza fascista straordinaria. La Bassa ha sofferto e ha patito un momento di grande violenza fascista. Leggo solamente un attimo quello che ho scritto per questo libretto. Tra l'inverno del 1920 e la primavera del 1921 le squadre fasciste devastano, talora più volte, il circolo socialista e la Casa del Popolo di Aiello, i circoli di cultura di Aquileia e Perteole, la Casa del Popolo di Cervignano,
È incendiata la sede della cooperativa di lavoro di San Giorgio, assalita quella di Rivignano, aggressioni hanno luogo a Palazzolo, Muzzana e Latisana. Il 1° maggio del 1921, in previsione delle elezioni politiche, avvengono dei fatti di sangue a Precenicco. Il 15 maggio una squadra fascista si reca alla stazione ferroviaria di Palazzolo, chiama il capostazione, si presenta alla moglie e loro dicono no, non vogliamo parlare con te, vogliamo parlare col capostazione. Si presenta il socialista Alfredo Zerbini e viene ammazzato a colpi di pistola. Passano alcuni giorni praticamente. A Pocenia alcuni giovani socialisti minacciati di morte fanno esplodere delle bombe, vengono arrestati e un'intera famiglia cerca di evitare questo arresto e vengono effettuati arresti di massa per cui devono andare esuli. Dal 1922 in poi è la volta delle amministrazioni comunali, sia quelle a maggioranza socialista che quelle gestite dal Partito Popolare. I sindaci di San Giorgio, Cervignano, Pocenia, Palazzolo sono minacciati, costretti alle dimissioni le amministrazioni di San Giorgio, Ruda con invasione della sede comunale, Cervignano, Muzzana per terrore. E qua l'elenco potrebbe continuare, concludo solo ricordando quanto avviene il 30 ottobre del 1922, quando in seguito a una serie di fatti i fascisti arrivano a Castions dove c'era stato un tentativo, in seguito alle notizie arrivate dalla marcia su Roma, di aggredire, di entrare e devastare una sede del partito fascista. Questo assalto non c'era stato, però, cioè la sede del partito fascista non era stata assalita e devastata. In risposta però a questa cosa i fascisti invadono la Bassa e arrestano. Siamo in presenza di una milizia privata, cioè che non poteva eseguire arresti, però loro arrestano una serie di persone, le bastonano, difatti diverse di queste finiranno in ospedale. Durante il ritorno vengono fermati da un gruppo che spara contro i camion dei fascisti, muore un fascista. A questo punto c'è una nuova ondata di violenze e di repressioni e all'interno di questa ondata di violenze c'è anche questo atto contro Quirino Bergagnini, il sindaco di Porpetto, il cui figlio Eugenio Bergagnini poi andrà a combattere nelle brigate internazionali, a cui i fascisti incendiano la casa e Eugenio Bergagnini viene anche lui arrestato e portato via. Quindi si tratta tra l'altro di una milizia privata in quel momento, non poteva né eseguire arresti né fare niente, però le forze dell'ordine, diciamo così, evidentemente non intervengono. Quindi i combattenti che partono da questa regione per andare a combattere in Spagna hanno alle spalle questo vissuto, perché l'hanno vissuto direttamente o perché l'hanno conosciuto, l'hanno visto e l'hanno conosciuto attraverso i racconti dei loro familiari. Ecco, ed è a loro, insomma, che vogliamo rendere un omaggio e che vogliamo ricordare. Io ho finito, vi ringrazio. Suonerà un paio di canzoni e poi daremo la parola a Cantalupo. Sì, va bene, adesso la... Allora, c'è una canzone che evoca la battaglia di Cabo de Palos nella notte dal 5 al 6 marzo del 1938. È stata la prima vittoria della Repubblica navale della Repubblica Spagnola. Quella notte, in quella battaglia, fu affondato l'incrociatore pesante franchista Baleares da parte di 2 motovedette e un incrociatore leggero della Repubblica. Questa canzone parla di bluff, perché questa battaglia è stata una slealtà unica. Insomma, si trattava di... avevano avvisato che sarebbero uscite le navi fasciste, quando invece non uscivano, poi invece non si capiva mai nulla. Non si capiva, insomma, alla fine tutto questo bluff serviva per coprire le navi che andavano verso Cadice, le navi mussoliniane che andavano verso Cadice cariche di armi. Insomma, questo piccolo incrociatore leggero, ha avuto la fortuna che è l'unico, uno dei, non so come si chiama, torpedo,
che ha lanciato è andato a colpire proprio il deposito delle munizioni e poi è volato via. Quindi, lì si sono ritirati i fascisti, quindi è stata la prima vittoria della Repubblica Spagnola. Frente al Cabo de Palo, sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo faccioso todo es fingido. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? Ay, ¿qué habrá pasado? Que ruge Mussolini y suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles? Si nuestros marineros son españoles, ¿qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando, ¿qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La marina española que ya ha vencido. Tanto alemán que tienen, tanto italiano, y a un español le basta solo una mano. Y lo ven y lo van a ver como al Baleares, al Cervera en Canarias bajo los mares. Y lo ven y lo saben bien y ya lo habéis visto. ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? Frente al Cabo de Palos, sobre las aguas. Continuate a battere le mani. Però al ritmo, al ritmo. Ponte de los franceses, ponte de los franceses, ponte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa, porque un miliciano, porque los milicianos, mamita mía, que bien levantan, que bien te cortan, por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y en Manzanares, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madre que bien resistes, madre que bien resistes, madre que bien resistes, mamita mía, no bombardeo, no bombardeo, que la bomba se ríe, que la bomba se ríe, que la bomba se ríe, mamita mía, los madrileños, ¡ole! ¡Viva Madrid! Los cuatro generales
C'è una canzone molto emotiva, secondo me, per me. È il ricordo del racconto sempre, lo ripeto anche un po', di mia madre e mia zia che ricamavano nel cortile. Erano tempi, c'era la dittatura ancora. Perché ho i miei anni, cioè non è che c'era la dittatura, ero piccola. Con mia mamma e mia zia che ricamavano nel cortile e cantavano questa canzone molto 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 basso. Però intanto a noi bambini piccolini che giocavamo vicino nel cortile, appunto, ci insegnavano l'antifascismo. E del loro modo ci dicevano: no, cantate la scuola a voce bassa. E noi la cantavamo. Oh. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Se han hundido las banderas italianas, en el Ebro se han hundido las banderas italianas y en el puente solo quedan las que son republicanas. Y en el puente solo quedan las que son republicanas. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. La lunghissima battaglia dell'Ebro, il lunghissimo fronte dell'Ebro. I ponti che venivano costruiti venivano costantemente, giorno dopo giorno, bombardati dalla Condor e dalle legionarie di Mussolini, dalla Condor nazi, naturalmente, e dalla legionaria di Mussolini. Ecco perché il testo dice, parla delle bandiere italiane e dice 10.000 volte che c'erano, anche se ci li buttate giù 10.000 volte, noi li rifaremo altrettante, perché abbiamo la testa dura quelli del corpo di ingegneri. Bene, interverrà adesso Augusto Cantaluppi dell'Aglas di Milano sulla figura di Anacleto Sartori, originario di Palmanova. Marco, se vuoi. Un saluto
tutti coloro che sono intervenuti a questa manifestazione. Da parte mia, io sono Augusto Cantalupi, sono diciamo milanese, anche se nato sposato di Como, e nel passato ho collaborato con Marco Buchini alla realizzazione di 3 libri relativi alle donne che hanno combattuto, italiane che hanno combattuto nella guerra civile spagnola, ai caduti della battaglia dell'Ebro e a quelli caduti della battaglia di Guadalajara. Qualcuno di voi mi vede in queste condizioni e può pensare che io abbia interrotto la mia attività, ma invece grazie a uno strumento preziosissimo che ho potuto venire in possesso, sono in grado, ho ripreso a lavorare e a occuparmi di biografie grazie a questo strumento che mi permette di leggere i caratteri tipografici e che segnala a tutti voi che esiste la possibilità che anche un cieco possa leggere la maggior parte dei libri che sono pubblicati. Ecco, questa breve premessa per poi dire che lo scorso anno, assieme a un compagno amico di Milano, abbiamo elaborato e ricostruito le biografie di circa 110 combattenti milanesi, nel senso nati a Milano come ius soli, e affrontando queste biografie, fra l'altro mi sono incontrato con le memorie di un operaio torinese di Mario Montagnana, il quale racconta nelle sue memorie che a un congresso svoltosi nel 1930 in un paese europeo che adesso non ricordo esattamente, ma che potrebbe essere la Germania, si presentò un certo Anacleto Sartori di Palmanova, il quale riportava l'esperienza svolta in Italia come azione di condanna del fascismo che era stata effettuata a Milano sempre in quell'anno. Cos'era successo? Anacleto Sartori era il responsabile dell'organizzazione antifascista che comprendeva i tassisti milanesi. Era il responsabile. E qual era stata questa azione? Volantini e comunque documenti antifascisti che erano stati compilati da 2 elementi di Giustizia e Libertà, Tullio Tulli e Riccardo Lombardi, che sarà in seguito, dopo la liberazione, il mettere la bocca più vicino al microfono. Più vicino, sì. Così. Sì, pardon. Dunque, Riccardo Lombardi, che dopo la liberazione del 1945 sarà il prefetto di Milano, questi documenti vengono lanciati da una trentina di tassisti milanesi per le strade di Milano e presso le fabbriche. Questa azione porta in seguito all'arresto di diversi di loro, circa una decina, che vengono rinviati al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che naturalmente li condanna a diversi anni di galera. Quello che mi preme ricordare, al di là di Anacleto Sartori, che morirà in Spagna il 24 aprile del 1937 a Casa de Campo, è che i tassisti milanesi inviarono 9 combattenti nella guerra civile spagnola e di questi caddero ben 4. Questa è la prima annotazione che mi sembra importante che vada a ricordare, è proprio un combattente della Bassa Friulana. L'altro combattente che vorrei ricordare, che non è per dirle friulano, è di là de Laghe, cioè di Castelnuovo del Friuli, vorrei ricordare il suo ultimo atto della sua vita, che ha teso a preservare la memoria di un luogo che è stato, di detenzione dei combattenti antifascisti, in particolare delle brigate internazionali reduci dalla guerra civile spagnola,
che è il campo di concentramento del Vernet d'Ariège, che i francesi hanno cercato nel passato di eliminare la stessa esistenza. Nel suo testamento Vincenzo Tonelli ha disposto e ha ottenuto, è stato realizzato, che la sua tomba fosse messa nel cimitero del Vernet d'Ariège, e questo naturalmente obbligato le autorità a distogliersi dal pensare di eliminare la testimonianza di quell'evento. Ecco, vorrei ricordare anche Domenico Tomato, perché però mi fermo qui. Grazie Augusto. Adesso possiamo iniziare la consegna degli attestati. La professoressa Franchi, non so se voleva dire qualcosa, oppure gli insegnanti che sono qua presenti sanno che c'è la professoressa Franchi dell'Istituto di Portogruaro, che ha questo microfono, funziona e non funziona. Grazie a tutti, grazie soprattutto al professor Puppini che mi ha dato questa occasione. Noi appunto, io sono dell'Istituto Belli di Portogruaro e con un gruppo di ragazzi da 3 anni conduciamo questo progetto il cui titolo è I giovani europei che fanno la storia. Il progetto si concentra appunto sullo studio della guerra di Spagna, partendo da delle interviste che i ragazzi hanno fatto a persone che hanno combattuto nella guerra di Spagna o agli eredi di quelle persone. In particolare noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il signor Stropolo, che è qui con noi questa sera, e 2 anni fa a Castions i nostri ragazzi lo hanno intervistato. Ci siamo rincontrati poi a Figueres, perché nel progetto sono coinvolte 5 scuole europee, la nostra di Portogruaro, l'Istituto Belli, una scuola spagnola, una scuola francese che è la scuola capofila, una scuola lituana e una tedesca. Quindi i ragazzi di ognuno di questi paesi hanno intervistato un testimone, quindi una persona che aveva combattuto nella guerra di Spagna in ciascun paese, e il loro lavoro produrrà un film che raccoglie le interviste fatte dai ragazzi a tutti questi testimoni e le interviste che sono state fatte da questi testimoni ai ragazzi per indagare che cosa loro intendono oggi per democrazia, perché la guerra di Spagna è stata una parte della ricerca, l'altra parte è un'indagine su quello che appunto i ragazzi di oggi intendono per democrazia, mettendo a confronto la scelta coraggiosa di queste persone che sono partite per la guerra di Spagna, mettendo a repentaglio la loro vita, e di che cosa i ragazzi di oggi sarebbero disposti a fare per la democrazia. Quindi è stato un confronto e il risultato lo vedremo appunto in un film che uscirà a maggio 2019. Noi ci ritroveremo a Tolosa, sarà l'ultima tappa dei vari incontri che abbiamo fatto all'interno di questo progetto, e quindi ci sarà la prima proiezione ufficiale del film, che poi speriamo ci sia l'occasione di portare in giro per l'Italia, grazie anche a questo. Tommaso distribuirà poi gli attestati e quindi Marco, leggi tu i nomi o leggo io? Stavo cercando i fogli. Guarda, io ho questo. Berzotti Giuseppe, Bagnaria Arsa, 21 luglio 1901. Combatte in un'unità internazionale imprecisata. Per una fonte risulta disperso a Pozuelo, sul fronte di Madrid. Siamo alla sezione di Palmanova. Ritira la sezione di Palmanova. Battistuta Elio, nato a Rivignano nel 1903.
Turi Pio, detto il Moro, nato a Palmanova nel 1896, arruolato nell'ottobre del 1936 nel battaglione Garibaldi e poi nella brigata omonima, combatte durante tutta la guerra, viene ricoverato all'ospedale di Matarò per una ferita. In seguito combatte nelle formazioni partigiane francesi sino alla liberazione. Bergagnini Eugenio, nato a Porpetto nel 1904. In Spagna si arruola nella sezione italiana del battaglione Dimitrov, 15ª Brigata Internazionale, poi nella Brigata Garibaldi reparto Bastardo. Durante la Seconda Guerra Mondiale si unisce alla 35ª Brigata MOI partigiana, fondata nel 1942, e combatte nella resistenza francese. C'è il sindaco di Porpetto, la figlia di... C'è il sindaco di Porpetto e la figlia, che forse vuol dire due parole. Sono un cugino. della famiglia Bergagnini. Molto emozione. Bueno, le dice che ha 90 anni. Allora, signor Marco Pupini, vicepresidente della ICAF, signor Gino Spangolo, presidente dell'AMPI di Udine, signor Dario Castellaneta, presidente dell'associazione Neso, signor Andrea Dri, sindaco di Porpetto. La guerra è un massacro fra persone che non si conoscono, a favore del profitto di persone che si conoscono ma che non si massacrano. Questa sera io voglio rendere omaggio a quegli uomini volontari che decisero di lasciare le loro mogli, le loro famiglie, i loro amici, il loro lavoro per andare a combattere in Spagna per i valori di solidarietà, di progresso sociale, di giustizia, di libertà e per restaurare la democrazia. Viva la pace, che è il nostro sogno e la nostra speranza per vivere felici su questa pianeta Terra. Grazie a voi tutti. Campanotto Antonio, Pocinia 1910, combattente delle Brigate Internazionali, reparto imprecisato.
Adesso c'è Cao Vittorio che ha una biografia molto lunga, densa. Cioè no, non possiamo leggere le biografie che voi troverete nel libretto, facciamo una cosa più sintetica. Cao Vittorio, nato a Rivignano nel 1901, esule politico in Lussemburgo, combatte nella brigata Garibaldi, ferito a un ginocchio nel corso dell'offensiva di Brunete, e il musicista che compone l'inno della brigata Garibaldi, Somos Hermanos de España e d'Italia. In seguito, consegnato alle autorità italiane alla fine della guerra, combatte nella resistenza in Friuli. Va detto che alla fine della guerra rientrerà in Lussemburgo, dove morirà nel 1956 per un incidente di lavoro in miniera. A questo punto abbiamo una breve nota del figlio, Pierre Cao, che ci ha scritto da Lussemburgo, non poteva venire qua, comunque gli invieremo l'attestato e che noi volentieri vi leggiamo. Si sono dovuti attendere gli anni 90 perché il Lussemburgo si ricordasse di coloro che sono partiti a combattere in Spagna durante la guerra civile. È stato in quel periodo che mi è stato chiesto durante un'intervista che cosa pensassi dell'attività di mio padre, Vittorio Cao, in quanto membro della Brigata Internazionale in Spagna. Cosa rispondere? Come giustificare che un uomo lasci i suoi 3 bambini e la sua moglie incinta, io sono nato nel dicembre 1937, per partire per la Spagna? Come capire le ragioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo? Dopo tutti questi anni, guardando le miserie e le ingiustizie che esistono su questa terra, constato con ammirazione che ci sono, per fortuna, sempre donne e uomini che non esitano a insorgere contro queste ingiustizie e a reagire. Oggi non solo credo di capire l'impegno di mio padre, ma più ancora ne sono fiero. In questo giorno di ricordo il mio pensiero è con voi. Pierre Cao. Gli spediremo l'attestato. Sì. Troppe carte qua. Gardenal Giovanni, Aquileia, 20 agosto 1902, combattente della brigata Garibaldi, in seguito deceduto nel campo di sterminio di Buchenwald. Giorgio Anilo, nato a Cervignano del Friuli nel 1903. In Spagna è dapprima nella compagnia italiana del battaglione Dimitro, 15ª brigata, poi passa alla brigata Garibaldi come commissario del 3° battaglione. In seguito si rientra in Francia, dove opera con la resistenza francese. Iscritta peraltro anche all'ANPI perché il presidente dell'ANPI si è ammalato. Grosso Giuseppe, nato a Codroico nel 1903. In Spagna si arruola col 4° battaglione della brigata Garibaldi. Durante la battaglia dell'Ebro, l'ultima terribile battaglia a cui partecipano i garibaldini, scompare, presumibilmente caduto in combattimento nel settembre 1938.
Giuseppe Marchetti, nato a Varmo l'8 luglio 1906, ovvero Alfredo Binet, ha una lunga carriera di antifascista in Svizzera, in Francia e in molti paesi d'Europa. In Spagna si arruola nella centuria Gastone Sozzi come comandante di sezione, in seguito nel battaglione Garibaldi, infine comandante della delegazione delle Brigate Internazionali ad Alicante, comandante dei servizi di frontiera di Catalogna, uno dei responsabili infine nel 1938 del servizio informazioni militari. In seguito in Francia opera nella rete Berthaud, promotore e segretario del Comitato Italiano di Liberazione di Tolosa. Per molti anni è anche stato archivista dell'AIFAS. Spediremo l'attestato al figlio, dai, a Roma, se intanto... Mauro Eligio, Palazzolo dello Stella, 8 agosto 1913. Combattente della Brigata Garibaldi, caduto l'11 febbraio 1937 ad Arganda del Rey, colpito da schegge di proiettile dell'artiglieria nemica. Piazza Vittorio, 18 luglio 1898, Trivignano Udinese. Anarchico, in Spagna combatte con la colonna italiana sul fronte di Aragona. Io faccio invece del sindaco di Trivignano Udinese e so che... Sì, sono consigliere comunale a Trivignano Udinese, faccio le veci del sindaco e ritiro il premio per la persona che per oggi è assente, credo il familiare del Valloso. Grazie. Portolan Vittorio, Papariano di Fiumicello, 20 giugno 1898. In Spagna è nel battaglione Dimitrov e poi nella Brigata Garibaldi, secondo battaglione. Ferito nel 1939 rientra in Francia. Ritirerà l'anno di Fiumicello, suppongo. Massimiliano. Sartori Anacleto, detto Lombardi, Palmanova, 18 giugno 1903, anche lui ha una ricchissima biografia antifascista. Abbiamo sentito prima quello che diceva Augusto Cantalupi, io aggiungerò che in Francia dirigeva il teatro operaio a Parigi ed era un dirigente anche del Partito Comunista. Subito dopo lo scoppio del colpo di Stato si arruola nella colonna italiana e combatte in Aragona. Infine è assegnato al battaglione Garibaldi, cade il 24 aprile 1937 nelle trincee di Casa de Campo a Madrid. Strombolo Giordano, nato a Castion di Strada il 9 ottobre 1906. Lui è un operaio che, immigrato in Francia, ha studiato disegno, ha studiato Esperanto, ha frequentato l'Istituto di Belle Arti, quindi insomma si è cresciuto intellettualmente. In Spagna combatte con la batteria Rosselli, prima col battaglione Garibaldi e poi con la batteria Rosselli. Rientrato in Francia combatte con la resistenza francese. Nel campo dove era stato internato in Francia è stato autore di alcuni disegni e opere d'arte che poi sono state esposte al Museo Guggenheim di Bilbao. Infine al figlio Giordano Bruno Stroppolo, venuto da Parigi
ringrazio appositamente per essere presente con noi. Tavano Giovanni, 1908, Lestizza. In Spagna è segnalato quale componente della colonna italiana e forse anche dei servizi di guardia alla frontiera anarchici di Porto. Non sappiamo altro. Urban Umberto, nato a Codroipo nel 1904. Segnalato dalla polizia fascista come combattente in Spagna, periodo reparto imprecisati. Urban Vito, alias Prencic Firmino, nato a Terzo di Aquileia nel 1904, di famiglia antifascista perseguitata dal regime, deve fuggire in Francia. Nella brigata Garibaldi combatte dall'ottobre del 1937 disperso sul fronte dell'Ebro. Alcune fonti lo danno morto nell'ambulanza dove era stato ferito e veniva ricoverato in ospedale, colpita dall'aviazione fascista. C'è sia il pronipote che l'assessore del comune che ritirano. Fred Vincenzo, nato a Cervignano del Friuli, Strassoldo nel 1904, operaio ai cantieri di Monfalcone, perseguitato dal fascismo, deve andare esule in Francia. Combatte nel battaglione Garibaldi, è anche autore di un articolo sul giornale Il Garibaldino. Il 16 giugno 1937 cade durante la battaglia di Huesca, ritira la nipote Sonia. Abbiamo concluso la fase della distribuzione degli attestati, adesso riprenderemo con delle canzoni. Prima delle comunicazioni facciamo dopo, sì. Alla fine ci sarà una bicchierata nella sala attigua, quindi chi vorrà fermarsi poi passerà dall'esterno. Una molto, diciamo il 1 marzo, come vi avevo accennato prima, al Vademecum delle zone del ricordo, l'ANPE lo presenterà all'Università di Udine venerdì 1 marzo con un intervento dei Raul Pupo e Angelo Floramo. E poi l'appuntamento per il 3 marzo al Ciletto di Ruda, dove commemoriamo i campisti e partigiani usciti e fatti fuggire dalla caserma Piave di Palmanova e uccisi nelle campagne di Ruda e nei dintorni. Il 3 marzo sarà presente il Presidente nazionale dell'ANPI. Adesso Angeles canterà ancora alcune canzoni che ora abbiamo fatto, o possiamo farne un 3 ancora, dai. E volevo dire anche che in fondo sul banchetto potete trovare il CD con le canzoni di Angeles e alcuni libri pubblicati dall'AIPAS, se vuole, chi vuole, insomma, con un'offerta di 10 euro se li può portare. E poi ci sono i libretti di questi che... E poi ci sono questi libretti qua, invece vi invito proprio a ritirarli tutti quanti, sono un libretto. Ah sì, poi il libro, volevo ricordare, ma questo ormai è archeologia, un libro che ho pubblicato diversi anni fa con le biografie dei combattenti del Friuli Venezia Giulia e dell'Istria in Spagna, che è stato edito dall'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione. Bene, lasciamo
ancora un po' di spazio a Angeles. C'è stato in Spagna un fenomeno bellissimo, unico al mondo, la creazione di una quinta milizia popolare, un corpo leggendario. Uno dei motti di quel corpo era: bisogna lottare, ma bisogna sapere il perché si lotta, risaltando fra gli altri gli aspetti morale, tecnico, artistico dell'importanza data alla cultura in seno al quinto reggimento. Nel quinto reggimento c'era un bravissimo poeta andaluso, Antonio Machado, che diceva profonda e sostanzialmente: tutto ciò che in Spagna non è stato, non ha appoggiato il quinto reggimento è stata quinta colonna, un'altra invenzione spagnola. La versione naturalmente viene raccolta da García Lorca dal canto popolare del Vito, che è una malagueña ed è un canto andaluso in realtà, anche se si tratta del quinto reggimento. La sala canti, dai. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. El Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Con listero y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Con los 4 batallones que van y están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy para frente, para las líneas de fuego. Madre, yo me voy para frente, para las líneas de fuego. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Adesso però cantate voi. No, una canzone che non dovete cantare in spagnolo, dovete solo dire le cose, non si può, no? Allora dovete dire rumba la rumba la rumba, oppure ai Carmela, seconda Carmelina, cioè però a tempo e nel momento giusto, se no viene fuori. Allora facciamo una prova. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba. El ejército del Ebro. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Ok.
farla tutta. Non solamente quello. Dai, proviamo. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, y a las tropas invasoras, buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. ¿Sigue pronto de nuevo? El furor de los traidores, el furor de los traidores, lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, pero nada pueden bombas, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, contraataques muy rabiosos. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que resistimos, pero igual que resistimos, prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Bravi. Allora, c'è una canzone particolarmente bella e speranzosa, insomma, parla di due galli, uno è rosso e l'altro è nero, uno è grande e l'altro è coraggioso, ma l'altro è un traditore. Alla fine dice se al posto di cantare il gallo nero cantasse il gallo rosso sarebbe un'altra cosa. Quando canta il gallo nero es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto no borra el viento, no borra el viento. Qué desencanto si se lleva el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena
gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara, atacó el negro primero. Se miraron cara a cara, atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si se llevara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, lo borra el viento. Ay, que desencanto, si se lleva el viento lo que yo canto, lo que yo canto. Si se lleva el viento lo que yo canto, lo que yo canto. Prima di finire vorrei ringraziare tantissimo gli organizzatori, Lampi, Marco, Milena e tutti quanti voi che avete partecipato, naturalmente i parenti dei legalisti. Bravi. Una canzone di cui un verso dà il titolo al CD ed è una canzone raccolta nel 61 da alcuni esponenti del nuovo canzoniere italiano, Michele Straniero, Liberovici, eccetera. La avevano trovato nei bagni, un cantautore nei bagni di, cantautore no, uno che cantava nei bagni di Madrid. E avevano registrato lì, avevano potuto registrare lì perché era il posto più silenzioso dove nessun suono poteva apparire in superficie, nessuno poteva sentire, c'era la dittatura. Questa canzone è molto speranzosa. En España las flores que nacen en abril no nacen de alegrías, sí de dolores, sí.
no los mata el fusil. Ha vinto la guerra, dichiarato di aver vinto la guerra il 1° aprile, quindi sì, è tutto morto ad aprile. Loro pensavano così, invece no. Un fiore rinascerà sempre ad aprile e un popolo non morirà a causa di un fucile ad aprile. Se volete appunto potete venire a bere qualcosa nella sala Figua. Grazie, buonasera.